Volley Project, la squadra che abbiamo visto questa sera è il cuore, il giovanile, il frutto di una collaborazione nata 3 anni fa e che quest'anno ha avuto il primo risultato. È un gruppo che fa Under 16, Under 18 e una Serie D, un gruppo che deve solo maturare e che deve essere comunque il fiore all'occhiello di questa stagione e in prospettiva futura. Sono tutte ragazze molto giovani, in prospettiva di B2, già si allenano con la B2. Volley Project vuole cercare di diventare un punto di riferimento, l'abbiamo sempre detto, cominciando inizialmente a essere un punto di riferimento per il quartiere, per la zona e chissà, magari allargarsi un punto di riferimento anche per la città di Padova. La collaborazione ha portato quest'anno ad avere tutte le categorie, quasi tutte le categorie coperte, quindi mini volley, under 12, under 13, 2 under 16, un under 18, la terza divisione, la Serie D e la Serie B2 che è il fiore all'occhiello. Sono circa 130-140 ragazze suddivise in queste squadre con circa 8-9 allenatori che seguono praticamente tutto il movimento. Ci sono sicuramente individualità che in prospettiva possono raggiungere l'alto livello, d'altra parte si sa che non basta solo questo, ci vuole l'impegno e la continuità di allenamento di un certo livello in palestra. Noi ce la mettiamo tutta per offrire il meglio possibile dal punto di vista logistico, tecnico e di allenamento affinché appunto queste ragazze possano fare la miglior strada possibile per arrivare ai più alti livelli. Quello che dobbiamo riuscire a fare quest'anno è rendere questa squadra un gruppo omogeneo e quindi ci stiamo lavorando con questo nuovo allenatore che ci segue da circa 3 settimane. E già stasera, nonostante il risultato, la differenza l'ho sentita io per prima in campo. Le ragazze sanno già di più come stare in campo, ci sentiamo più aggregate e avanti così riusciremo a fare almeno un campionato di metà classifica, spero. Le locali dell'Amat Micromeccanica in maglia rossa, allenate da Gianluca Trolese ed Enrico Zoppello, schierano la formazione tipo con Lisa Zecchin alzatrice, Laura Pasquato opposto, il capitano Chiara Medea e Laura Michielini schiacciatrici, Cindy Visentin e Giovanna Benini centrali, Valentina Bedin libero. Le ospiti dell'FC Volley Cittadella in maglia blu, guidate da Cristian Magro, giocano con Serena Scopella alzatrice, il capitano Cinzia Zaninello opposto, Giuditta Comis e Chiara Marangoni schiacciatrici, Paola Chimetto e Tiziana Zaupa centrali, Marta Donà libero. Avvio equilibrato contraddistinto dagli efficaci attacchi di Pasquato e Zaninello. La ricezione dell'FC mostra qualche pecca. La Comis è murata 2 volte e le rossoblù di casa fanno il break avvantaggiandosi sul 7-4. Le ospiti si affidano prevalentemente all'opposto Zaninello, restando in scia fino all'11-8, ma l'Amat sfrutta le molteplici opzioni tattiche, colpisce con Medea Pasquato e con i micidiali fast della Benini volando sul 19-9 con un pesantissimo parziale positivo di 9-1. Il Cittadella riceve male e attacca peggio, agevolando le locali che vincono facilmente il primo set per 25-13 con gli ultimi 2 punti firmati da Michielini e Benini. Coach Magro fa entrare la centrale Erika Montemezzo per la Chimetto, formazione invariata invece per l'Amat che deve fare i conti con l'ottima Zaninello, capace di bucare più volte la difesa rossoblù anche da seconda linea. L'FC attraversa un buon momento portandosi avanti sul 12-9 grazie alla Comis e all'ace della Marangoni. Le ragazze in blu sembrano in grado di cambiare marcia, finalizzando più volte con le pregevoli azioni in schema di Marangoni e Zaninello, ma le locali fanno valere l'elevata qualità nei fondamentali di seconda linea, contrattaccano con le micidiali bordate di Pasquato e Benini, impattando sul 15-15. Le ospiti resistono fin sul 17 pari, quando un muro punto, un contrattacco vincente della Pasquato e un ace della Michielini proiettano l'Amat sul 21-17. L'attacco del Cittadella svanisce lasciando via libera alle rossoblù che colpiscono con un potente contrattacco di Chiara Medea, poi murano la Montemezzo, chiudendo quindi il secondo parziale sul 25-19 con la schiacciata della Medea toccata dal muro avversario. Tra le fila dell'FC pesa l'assenza di Giorgia Favaro, fermata da una distorsione alla caviglia sinistra.
Una splendida pipe della Michielini rompe l'equilibrio iniziale, spingendo l'Amat sul 9-7. Coach Magro cambia alzatrice inserendo Sara Fior per la Scopel. In vantaggio sul 12-10, le locali falliscono 4 attacchi consecutivi, rilanciando le ospiti sul 14-12, ma una schiacciata imprendibile della Pasquato e la battuta a punto della Visentin ristabiliscono la parità. Le rossoblù perdono brillantezza in prima linea, la Pasquato è sostituita da Camilla Borgato. Tuttavia Medea, Michielini e Benini garantiscono un adeguato livello di efficienza, ben servite dalla giovane Lisa Zecchin. L'FC resta in gara fin sul 18-17, quando la Zaninello è murata da Medea e Visentin. La Benini infila 2 ace consecutivi. Chiara Medea martella ancora da posto 4, lanciando le rossoblù sul 22-19. Per il Cittadella si spegne la luce, la Zecchin va a segno in battuta, poi il bolide sulla parallela della Medea dà il match point all'Amat Micromeccanica. Diciamo che sapevamo che era una partita ostica, sapevamo che erano una squadra molto preparata, soprattutto in ricezione e in attacco sapevamo che potevano darci serie difficoltà. Noi durante la settimana l'abbiamo preparata molto bene, cercando di approfondire, diciamo, i punti deboli della squadra avversaria. Siamo riusciti a stare sempre lì fino a un certo punteggio, poi purtroppo si sono visti i nostri punti deboli, ovvero la ricezione e l'attacco. Non riuscivamo a essere decisive nei punti dove serviva essere decisive. Squadra nuova per tanti aspetti, cambiato il palleggio, che comunque in una squadra è sempre uno dei punti di riferimento perché per lui passano tutti i palloni, però sicuramente con Lisa abbiamo molta più tranquillità, anche perché dall'inizio dell'anno insomma siamo riusciti a sviluppare un buon gioco. È cambiato anche l'attacco, insomma tecnicamente secondo me siamo riusciti a migliorare. In questo momento la cosa che per me manca è più che altro la parte psicologica. Abbiamo bisogno di credere anche noi stesse che effettivamente siamo forti. Tutte ci reputano, anche all'inizio dell'anno ci hanno targate come squadra da promozione, da prima in classifica. Sicuramente è un peso che durante le partite si sente, quindi dobbiamo farcelo scivolare addosso e renderci conto che comunque tutti i torti non avevano, quindi andare avanti. Il nostro obiettivo è sicuramente la promozione, ci è stato anche ricordato dalla società per darci stimoli, per darci animo, forza, soprattutto per intraprendere la prossima partita che per noi è fondamentale, visto che giochiamo il nostro derby con il Vispa. Sarà una partita sicuramente difficile, ma noi pensiamo di potercela fare perché ne abbiamo sia le qualità che la forza. Quello che forse l'avversario, in questo caso Vispa e Lizzana, ha in più di noi è un po' più il gioco, la fase gioco. Noi stiamo allenando molto nella fase gioco, difatti è da qualche settimana che facciamo pressione alle ragazze sulle situazioni difficili di palla alta, sulle situazioni di palla scontata e abbiamo avuto discreti risultati. La partita di stasera ne è stato un esempio, abbiamo avuto pochi momenti dove ci siamo tra virgolette fermati.